in questa legislatura la Meloni ha voluto incontrare le opposizioni e i suoi leader sul tema più importante, quello del salario minimo. Abbiamo in studio uno dei protagonisti dell'incontro. Conte, se dovesse riassumere per noi il senso di questo incontro, è stata una fumata bianca, nera, grigia, cosa? Innanzitutto c'è stato un confronto, questo di per sé potrebbe essere positivo, però è un confronto che è avvenuto in modo molto strano, perché lo ricordiamo al pubblico, la Commissione Lavoro in Parlamento, alla Camera dei Deputati, ha lavorato su questo tema per mesi. Di fronte è stata esaminata la nostra proposta, sono state ascoltate tantissime parti sociali, ascoltate in audizione. Quindi poi che cosa la maggioranza ha presentato? Un emendamento soppressivo che è rimasto congelato, non è stato ritirato, e poi il governo e la maggioranza ultima hanno detto che occorre sospendere i lavori col rinvio. La Presidente Meloni ci ha invitato a questo confronto, ci siamo andati. Pensavamo e speravamo che ci fosse una controproposta, nulla di tutto questo. Quindi la Presidente Meloni e anche gli altri esponenti di governo hanno espresso alcuni dubbi, alcune perplessità, e devo dire la verità che noi tutti, i leader dell'opposizione, parlo solo per me, certo, abbiamo risposto nel merito, abbiamo illustrato questa proposta e soprattutto abbiamo chiarito questo. Questa nostra proposta è una proposta che ovviamente rivendica il diritto dei lavoratori. 3.600.000 lavoratori hanno diritto a non essere sottopagati, ma a un salario minimo legale. E in più è una proposta che, a differenza dei dubbi e delle perplessità del governo, francamente qui ci è sembrata che la proposta non fosse stata proprio letta o compresa, invece... questa è perfida però, che non l'avessero letta neanche. Scusi. Le ipotesi sono tutte sul tavolo. Però io non voglio, come dire, arrischiare tutto il ventaglio, però sicuramente il tema che è stato posto, e cioè che una proposta che possa compromettere, indebolire la contrattazione collettiva, invece è tutto il contrario. Questa nostra proposta rafforza la contrattazione collettiva, però attenzione, quella più rappresentativa, delle sigle più rappresentative, i contratti collettivi delle organizzazioni sindacali più rappresentative, quindi scaccia via i contratti pirata, quelli sottoscritti da sigle di comodo, costituite per l'occasione, ovviamente, che di fatto abbassano il livello salariale e di tutela dei lavoratori. Anzi, questo è il tema. Oggi, su questo tavolo di confronto con il governo, noi abbiamo sgombrato quello che era il rischio paventato dal governo. Però di fatto oggi il governo non ci dice noi abbiamo una controproposta. Noi abbiamo ascoltato interviste anche oggi del sottosegretario Durigon, abbiamo ascoltato sempre dagli esponenti di governo un ventaglio di idee, ma nulla di concreto. Non c'è oggi una controproposta e alla fine, e questo francamente mi ha sorpreso personalmente, la Presidente Meloni ha formulato questo invito, questa soluzione che soluzione non è. Ascoltiamo, investiamo della questione il CNEL di Brunetta e affidiamo a loro anche una valutazione su quella che è la situazione in Italia dei lavoratori poveri. Ora io dico, il CNEL, forse la Presidente Meloni non ha seguito i lavori parlamentari, è già stato audito in sede di Commissione Lavoro alla Camera, quindi c'è una memoria corposa che è stata già depositata. Possibile che il governo in agosto si confronta con le opposizioni su quello che pensa, su quella che è l'opinione del CNEL, che è stata già depositata in commissione ufficialmente? Cosa dobbiamo aspettare? Io che sono, nel gruppo l'addetta alle sintesi maliziose, traduco quello che lei ha detto come è stata una perdita di tempo, ci hanno fatto incontrare, parlare di cose su cui o non erano informati o non avevano colto appieno, e comunque, avendo ributtato la palla in tribuna a ridosso di quando si dovrà discutere la legge di bilancio, è verosimile che non se ne riparlerà più col governo di questa cosa. Traduco male io. Però il governo, se fosse questa l'interpretazione, lei l'ha definita maliziosa. Mia. Devo dire la verità, mi aggiungo anch'io alla malizia. Nostra, una cosa cioè, nostra, nel senso Presidente. che è evidente che da oggi la sensazione è chiara, netta, difettando sul tavolo, non essendoci una controproposta, la sensazione è che la palla sia stata buttata in tribuna. Prendiamo tempo,
coinvolgiamo anche il CNEL. Ci ricordiamo che in precedenti progetti di riforma costituzionale doveva essere addirittura abolito. Oggi il governo valorizza il CNEL. Ci può star tutto, benissimo. Però qual è il tema? Se fosse questo non ci riusciranno, perché nel frattempo noi ne approfitteremo per raccogliere firme. Abbiamo lanciato una grande iniziativa ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione, un'iniziativa di petizione per quanto riguarda questa nostra proposta sul salario minimo. Quindi quando torneremo alla ripresa dei lavori parlamentari, il governo si confronterà non solo con il Movimento 5 Stelle, primo firmatario, le altre forze di opposizione che hanno unitariamente sottoscritto questo testo, si confronterà anche con tutti i cittadini, la stragrande maggioranza dei cittadini, i sondaggi ce lo dicono, che ritengono che questa sia una soluzione assolutamente necessaria per restituire dignità alle lavoratrici e ai lavoratori. Ripeto, sono 3.600.000 lavoratrici e lavoratori sottopagati. Una domanda, Conte. Durigon, in diverse interviste, che è un po' uno dei tecnici della Lega e non solo, sostiene ma noi potremmo anche discutere, però questa soglia è troppo alta, 9 euro farebbero saltare il banco, renderebbero impossibili alcuni contratti. Allora, siccome lei ha detto che siete andati nel merito, qual è la vostra risposta a questa obiezione quando verranno fatte? Allora, sì, perché come è stato detto siamo scesi molto nel tecnico. Innanzitutto, guardi, lei era ammanettato a Calenda? Ce l'aveva vicino? No, non eravamo vicinissimi. No. Però il tema, guardi, è molto... Io credo che anche i telespettatori a casa, che non sono esperti di diritto del lavoro, ci possano seguire su un punto fondamentale. Perché la principale obiezione della Presidente Meloni e della Ministra Calderone presente e degli esponenti di governo è che questa nostra proposta possa far addirittura abbassare le retribuzioni complessivamente. Allora, osservo questo. In 22 paesi europei in cui è stato introdotto il salario minimo su 27 non è mai successo. È successo il contrario, voglio rassicurare i telespettatori da casa. È salito il PIL, l'occupazione e il monte salariale complessivo. Spieghiamolo bene, noi stiamo dicendo che se tu prendi 3, 4, 5 euro lordi l'ora, di diritto automaticamente tu sali a 9 euro. Ma chi ha 10 euro oggi di retribuzione oraria o a 11 non scende a 9, rimane, anzi, perché forse è un traino. E certo, perché si ritrova un po' schiacciato su chi ieri era a 5-6 euro lordi l'ora, che gli arriva a 10. Quindi siccome sono livelli retributivi diversi, in prospettiva diventa un circolo virtuoso. Quindi non si può sostenere che noi andremo a comprimere, ad abbassare il monte salariale complessivo. Guardi la nostra potente redazione, Germania 12 euro dopo questo verso di crescita, Francia 11,27, Marianna, la Spagna 7,82, appena fatto la riforma, e ovviamente la soglia è determinata sulla base anche del costo complessivo, del carovita degli indicatori e della tassazione economici, tassazione, eccetera. Quindi ogni paese non è stata definita a caso. Però attenzione, non è che il governo oggi dice, ci ha detto, questo non è stato mai toccato nel tavolo di confronto, ma ha detto no, non 9 euro ma 8,50 euro, che sarebbe stata una controposta, ne avremmo discusso, ne potremmo... Voglio dire, lei non era insensibile alla trattativa? No, non è che sto dicendo che sto accettando, perché, ripeto, però dico non è stato questo il tema del confronto. L'intenzione, diciamo, di discutere della soglia, però diciamo, a proposito di malizia, io proseguo sul mio binario ancora, malizioso. maliziosa anche adesso. Così, mi candido. Maliziosissima, Io sì, sempre. Ho una reputazione da difendere, ma il tema è anche questo, perché voi siete arrivati uniti e a dispetto delle battute sulle manette di Luca Telese tra lei e Calenda, diciamo, l'idea che si ha da questo pomeriggio è che un'opposizione che quando vuole trova un punto comune c'è. Certo. Però non c'è stata, che ne so, una photo opportunity, tutti quei dispositivi di comunicazione a cui siete tutti molto attenti e che però in questo caso non avete, diciamo, utilizzato. Sa perché? La domanda è quella. La domanda è quella, che non è oggi ci dice tutto. Io rispondo per me, ovviamente. Certo. A me interessa l'obiettivo di tutelare 3.600.000 lavoratrici e lavoratori, e non farmi una foto opportunity. Però l'idea, se io fossi uno di quei 3,6 milioni mi sentirei, dico, vedi, si sono messi tutti insieme.
Gli Avengers. per difenderli. E su questo possono essere rassicurati, perché eravamo tutti insieme e condurremo tutti insieme questa battaglia. Senza foto. Com'è? Senza foto però. Ma se voi... Cioè se il Calenda le dice però facciamo un intendiamoci, selfie, lei ti risponde no. Intendiamoci, se voi dovete rimanere agitati e preoccupati perché manca la foto, No, la ma prossima volta ci figuriamoci, faremo è la solo foto. che il Presidente lo sa meglio di me che sono un gesto politico anche quello, non è che glielo devo spiegare io a lei Se che ha fatto il voi, Presidente per del voi Consiglio. il gesto politico è una foto, la prossima volta ci faremo la Anche foto. quello, A me anche interessa, guardi, a me interessa il a testo tutti noi, se no non normativo saremmo E qui. la questo battaglia ce l'ha da spiegato fra l'altro molto bene, ma c'è un'altra come dire, appendice di quello che è accaduto in questi giorni, che è la famosa tassa sull'extragettito. C'è una polemica enorme, molti dicono ma questa era una proposta dei 5 Stelle che la Meloni ha fatta sua. Tardivamente perché è da marzo che noi stiamo dicendo che bisogna assolutamente intervenire sugli extraprofitti, perché cosa succede? Premessa, questo governo è il governo dell'austerity, questo è il governo dell'austerità che ha avuto gli applausi a falchi di Bruxelles. Nella legge di bilancio non c'è una misura per la crescita economica. Io sono rimasto sorpreso, ero abituato tradizionalmente a una destra sociale, mi ritrovo una destra asociale neoliberista, addirittura che ha abbracciato la prospettiva di ritorno allo 0, dopo che per un biennio siamo cresciuti all'11% di PIL. L'anno prossimo la Meloni inopportunamente, quando era a Washington, si è vantata della crescita rispetto a Francia e Germania, ma quello è un residuo, ha ereditato una crescita da parte con le nostre misure. Questa eredità ormai l'ha consumata, l'anno prossimo cresceremo, ce lo dicono tutte le stime anche delle fonti internazionali più accreditate, meno di Francia e Hanno Germania. detto anche che lei ha portato a casa troppi fondi che non si potevano spendere del PNRR. Hanno detto anche questo, verissimo, hanno detto anche questo. Allora, qual è il tema? Non abbiamo nessuna prospettiva. Tu vai a distruggere i 2 pacchetti che ci hanno fatto crescere di più, super bonus, transizione 4.0. Non sostituisci questi pacchetti con nulla, la prospettiva è deleteria. Allora non riesci a creare nessuna finanza, nuove prospettive di intervento, appunto per intervenire nelle fasce della popolazione più disagiate, anzi vai a far cassa, rivedendo tutto il reddito di cittadinanza, smantellandolo per i cosiddetti occupabili, ma non solo, tu addirittura vai a far cassa sulle fasce della popolazione più in difficoltà. Allora abbiamo detto, se non avete nessuna idea ve la diamo noi, l'abbiamo detto a marzo scorso, intervenite con gli extraprofitti innanzitutto per le banche, perché con l'aumento dei tassi... Ma lei lo vorrebbe anche per altri? Assolutamente sì. Farmaceutici. Per chi? Ma guardate, per la sanità? allora, Le aziende farmaceutiche? spiego sanitarie. in breve qual è la logica. Adesso, anzi, è chiaro che loro stanno facendo già una retromarcia, perché hanno annunciato la misura e si è capito che non erano ben d'accordo con il MEF, con il Ministero dell'Economia, l'hanno rivista e temo che quella sia una norma annuncio, per come è stata, adesso è andata in Gazzetta Ufficiale. Guardate, io adesso non ho fatto di conto, ma rispetto ai 3 miliardi annunciati all'inizio, io credo che arriverà molto meno di 1 miliardo. Lo dico qui, stasera mi impegno, anche se, ripeto, non ho fatto di conto. Il problema però qual è? Attenzione, noi siamo il Movimento 5 Stelle, anche durante la pandemia l'abbiamo dimostrato, abbiamo difeso il tessuto produttivo, misure per la crescita, sostegno alle imprese. Quindi non siamo contro le imprese, accettiamo la logica di mercato, però ci sono dei momenti, si chiamano, gli inglesi e gli americani parlano di market failure, fallimenti di mercato. Durante l'emergenza ci sono delle aziende, per esempio adesso quelle belliche, si stanno ingrassando di profitti, tantissimo. Durante la pandemia alcune aziende farmaceutiche hanno fatto ingenti extraprofitti. Le imprese assicurative, noi con lockdown non circolavamo con le auto, i premi assicurativi li pagavamo lo stesso. Si creano delle speculazioni che non corrispondono a una logica di mercato. Vai a prendere gli extraprofitti che sono il frutto delle speculazioni. L'hai fatto adesso, purtroppo timidamente ti stai rimangiando la norma, andrebbe fatto con tutte le aziende che hanno accumulato ingenti, straordinari profitti. Quindi non vai a comprimere la logica di mercato, intervieni soltanto per le emergenze, per quelle che si sono arricchite con speculazioni, le aziende che si sono arricchite con speculazioni. Ci arrivano tardi,
ma fatelo bene. Invece copiano male, come ha detto la professoressa Urbinati in questo studio, è più o vero. meno, a proposito di sintesi maliziosa. Lei lo dice. Sì, no, non l'ho detto io. Ormai è relata malizia Refero. aprite. Io sì, ormai Ex sono malizia. Mariano. Allora lei lo ripete. Lo ripeto. No, però immagino, anzi no, chiedo, avete parlato solo di salario minimo? Perché alla vigilia No, abbiamo- i temi che dovevano finire sul tavolo erano anche altri. Guardi, Mi c'è chiedo se un'altra ci sono... proposta interessante che è venuta fuori, e cioè ho illustrato durante questo confronto una nostra proposta del Movimento 5 Stelle, abbiamo dato un'altra idea al governo, speriamo che la raccolga al più presto, e un confronto sembrerebbe poterci essere in futuro sul lavoro domestico. Abbiamo un problema, colf e badanti, 2 milioni di famiglie con colf e badanti, però 1 milione è in nero. E giustamente stiamo entrando in una cosa delicatissima, perché stiamo entrando nel cuore dell'intimità delle famiglie. Certo. Allora, La cura degli anziani, la cura degli l'assistenza dei anziani malati. e in prospettiva, attenzione, non autosufficienti, cioè diventerà un problema sociale grandissimo. Secondo me possiamo lasciare all'infinito questa soluzione senza intervenire? Allora la nostra proposta è di intervenire per favorire, non criminalizzando nessuno mai, non l'abbiamo mai fatto, L'emersione, però. l'emersione con delle incentivazioni, delle forti deduzioni sul piano fiscale maggiori di quelle che sono attualmente. Abbiamo detto già, la nostra proposta costa Quindi 300 se emergi milioni. puoi detrarre la colf, banalmente. Esatto, banalmente. Quindi se offriamo dei vantaggi in questa prospettiva, noi crediamo che molti potrebbero Reazione? aderire. C'è stato interesse da parte della ministra Calderone per la nostra proposta. E attenzione, se noi creiamo questo meccanismo virtuoso in cui rendiamo vantaggiosa l'emersione, avremo maggiori gettiti per le entrate dello Stato. Quindi è una misura che si... Autoalimenta, circolare, diciamo. si autoalimenta. Allora le facciamo vedere una notizia di oggi sul Domani, racconta, sta nascendo un nuovo fenomeno, i pronto soccorsi privati in Lombardia che a pagamento 150 euro forniscono È terribile, delle prestazioni. il problema della sanità è si un'emergenza prepari del- che le facciamo vedere, fra l'altro ci ha fatto vedere Cartabellotta con un grafico, il suo è stato l'ultimo governo che con la pandemia ha investito di più, adesso decresce la spesa e nascono questi fenomeni. A Bergamo, nel Policlinico San Marco di Zingonia, un ospedale privato convenzionato con la Regione Lombardia, è attivo un nuovo servizio. Si chiama ambulatorio d'accesso diretto e sul sito si presenta come un percorso alternativo al pronto soccorso. Di fatto, però, non richiede prenotazione, è ovviamente a pagamento ed è pensato per i casi meno urgenti. Chi se lo può permettere paga 149 euro e accede direttamente ad ambulatori e medici privati, senza dover passare per l'accettazione. Vuol dire creare 2 binari di accesso al servizio sanitario, di fatto, uno pubblico e trasversale e uno privilegiato. È chiaro che nel momento in cui il pubblico libera quella che può essere una fetta di mercato, un privato che è competitivo e non a supporto ci si tuffa a pesce. In Lombardia e non solo esistono già dei veri e propri primo soccorso totalmente privati, in cui chi ha abbastanza soldi viene curato subito, senza preoccuparsi delle attese. È uno scenario che preannuncia un futuro sconfortante. La percentuale del PIL destinata alla sanità continua a calare, mentre in regioni come la Lombardia la medicina territoriale sta scomparendo. Ma queste realtà agevolano oppure no il sistema dei pronto soccorso? No, direi che con queste strutture non si risolve il problema di pronto soccorso, intanto perché il numero di persone che andranno e che saranno disposti a pagare le cifre che vengono richieste sarà piuttosto basso. Ed è ovvio che per chi può permetterselo avere delle strutture che a dei costi elevati ma non spaventosi offrono delle risposte è un affare e allargherà ulteriormente lo spazio per la privatizzazione della medicina. Presidente Conte, siamo di fronte, diciamo, all'abolizione del diritto alla salute come principio per l'accesso alle cure, vale la capacità di spesa, perché insomma, a parità di gravità dell'accesso al pronto soccorso, se puoi pagare hai una corsia preferenziale. Ma la domanda che le faccio è molto secca, anche perché il tempo che abbiamo a disposizione sta finendo e vogliamo toccare anche altri temi.
Ci saranno i soldi destinati alla sanità? Sulla base dei numeri, lei ha governato, è stato Presidente del Consiglio 2 volte, nella legge di bilancio che vedremo in autunno sarà facile trovare soldi da mettere sulla sanità? Allora, iniziamo col dire che oggi l'unica prospettiva di mantenere una crescita bassa dello 0, è affidata all'attuazione del PNRR, perché questo governo non è riuscito a confezionare nessuna misura di crescita o di sviluppo sociale e in più i soldi del PNR li stiamo sprecando. E attenzione, lì ci sono soldi importanti, investimenti importanti per la sanità. Io ho lanciato questo invito al governo, mettiamoci intorno a un tavolo, vediamo cosa si riesce a realizzare e cosa no, dove siete in ritardo, ditecelo, confrontateci. Ma non gli Ma lei propone sta di governare lei però. Ma no, guardi, quello l'abbiamo detto, l'ha detto il Presidente Mattarella, il Presidente della Repubblica, non è il progetto del governo Meloni. Non è il progetto del governo Draghi precedente o di Conte Del paese, che certo. qualche ruolo l'ha avuto nel portare i soldi. È un progetto della nazione. Ma, loro ci tengono alla patria, devono essere patrioti, confrontati, non possiamo sprecare quei soldi. Oggi noi ci avviamo a una, come in altri settori, a un'assistenza sanitaria affidata su base censitaria, discriminatoria. Chi c'ha i soldi va nelle cliniche, chi non ne ha. Abbiamo visto Traduzione maliziosa, lei stava gli unici... dicendo durante il servizio di Marsigli e non l'ha detto in onda, cioè qual è la sua opinione sul fatto paghi 150, non fai file? Ma è follia, guardi, io d'accordo con Marianna? Noi stiamo andando, tra l'altro anche con l'autonomia differenziata, verso ovviamente come la giustizia, come la sanità, avremo cittadini ricchi, potenti, che possono usufruire di tutte le garanzie e i servizi da parte dello Stato e da parte dei centri anche privati, e tutti gli altri invece che soffriranno e saranno in coda. Non lo possiamo permettere. I nostri principi, la nostra Costituzione non lo permette. Pensate che il diritto alla salute è l'unico qualificato come diritto fondamentale. Io vengo da un'esperienza adesso recentissima, sono stato dai miei genitori. Se non avessero avuto la fortuna di avere a San Giovanni Rotondo un ospedale d'eccellenza come Casa Sollievo della Sofferenza, loro non avrebbero potuto e non potrebbero avere le cure che sono garantite. Perché immaginate anche soltanto di andare in altri centri. Nel sud la situazione è disastrata, disastrosa, certo. Ma anche in tanti centri del nord. Lavoriamo, non ritorniamo ai tempi pre-pandemia. Guardi la tabella dei LEA del Gimbe, è pazzesca. Ecco, lei ha ricordato che noi abbiamo invertito il trend per quanto riguarda gli investimenti. Non perdiamo, ecco, se dobbiamo fare una commissione d'inchiesta sul Covid, ma io mi rivolgo alla maggioranza, lo voglio dire qui, ma benedetti colleghi della maggioranza, ma siamo seri, facciamo un'indagine vera che ci possa servire su come è stata gestita negli anni passati la sanità, quali investimenti hanno funzionato e quali no, perché ci siamo ritrovati di fronte a una pandemia che vuole parlare anche del di tutto sbarchi. Impreparati. La mia sintesi maliziosa è che gli unici soldi per la sanità sono nel PNRR. Ho sbagliato? Lei lo dice. L'ho detto io. Allora, noi il tempo che avevamo a disposizione l'abbiamo terminato, dobbiamo salutarla, però la ringraziamo per averci fatto anche da cronista, da insider al vertice con... No, io ringrazio voi invece e saluto tutti i telespettatori.